Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Anche questa sera, supportati come sempre dai nostri esperti, dai nostri ospiti, affrontiamo un tema importante. Io non dico di attualità perché ricorre la giornata internazionale contro la violenza alle donne, quindi è anche di attualità, ma è importantissimo proprio perché parlandone il più spesso possibile, non solo nella giornata dedicata a questo, ma anche in altre situazioni, forse si smuove qualche cosa. Non certo, come prende il titolo, i carnefici di violenze, gli artefici delle violenze, questi non si smuovono neanche a morire, anzi forse li sollecitiamo purtroppo, rendendoli protagonisti, ma piuttosto le vittime a non essere più vittime, a cambiare atteggiamento, a denunciare fatti incresciosi che si rivolgono nei loro confronti. Come, in che termini, supportati da cosa? Perché è facile parlare, ma è difficile poi muoversi, è difficile agire, uscire dall'ombra, mettersi in gioco. Se è difficile farlo in altre situazioni più facili, immaginate in situazioni in cui si è coinvolti, minacciati costantemente da persone che mettono a repentaglio la propria incolumità e quella delle persone che ci stanno più vicine, dei propri figli. Però le donne devono reagire e far qualcosa, anche muovendosi supportate da quanto viene fatto dalle istituzioni. Nella regione del Veneto abbiamo dei rappresentanti istituzionali che ci racconteranno di cosa si è fatto, abbiamo delle persone che operano all'interno di associazioni che stanno cercando continuamente di dare supporto e aiuto. Abbiamo il sindacato che comunque organizza e cerca di dare un apporto, perché si parla anche di violenze non solo fisiche, le più gravi e le più brutali, non solo togliere la vita alle persone, e sta succedendo con sempre maggior frequenza, casi numerosissimi. Parliamo anche di violenze verbali, parliamo anche di mobbing, quindi quello che avviene all'interno delle strutture aziendali, soprattutto quelle magari un po' più a percentuale maschile e maschilista. Insomma, sono tante le cose che entreranno in gioco. Prima di incominciare vi presento come sempre i protagonisti di questa serata, naturalmente, che sono qui con noi, quindi ci supporteranno. Simonetta Tregnago, Presidente Regione Commissione Pari Opportunità, grazie di essere qui con noi. Grazie. Piero Ruzzante, consigliere regionale del PD, onorevole, grazie anche a lei, firmatario Buonasera. di una legge, un provvedimento di cui ne parleremo, molto importante. Ci raggiungerà Antonino Pipitone, consigliere regionale dell'IDV, che stanno anche loro muovendo qualche cosa anche a livello nazionale. Salvatore Federico, segretario generale della Filca CIS del Veneto, fondatore di Speranza Lavoro, Buonasera. grazie anche a lei. Ci hanno portato il caschetto emblematico perché parleremo anche donne e lavoro. Come sempre abbiamo il supporter, chiamiamo così, però questa volta anche artefice, perché Luigi Sposato, presidente di Eurointer, mi ha organizzato e organizza costantemente delle azioni forti per l'imprenditoria femminile, per le donne, il lavoro. Da sempre sono molto sensibili su questo tema e per cui ci supporterà anche come imprenditore attivo in questo campo. La dottoressa Eleonora Lozzi, che è psicologa Centro Veneto Progetti Donna, e quindi testimonianze e anche suggerimenti, strategie, perché in questa settimana in cui abbiamo lanciato la trasmissione, io ve lo dico subito, ci sono arrivate delle mail un po' disperate di persone che dicevano: ma come possiamo muoverci? E quindi anche qui dare degli aiuti, con la dottoressa Mariangela Zanni, che è responsabile della comunicazione del Centro Veneto Progetti Donna. Carlo Zaramella, consigliere comunale a Est, esponente della Lega. Salve. Anche lei comunque sensibile al tema, lo dimostra anche la maglietta. Quindi. E Carla Pellegatta, Dipartimento Welfare CGIL Veneto. Buonasera. Grazie anche a lei, da tantissimo tempo, sempre attiva nel settore e quindi ha una testimonianza di tanti anni di partecipazione. Cominciamo subito, vediamo prima il nostro contributo. Ha ucciso a coltellate la compagna che frequentava da pochi mesi. Lo stesso aveva fatto 13 anni fa con la moglie. Dal 2012 era tornato in libertà. Quello accaduto a Sutri, provincia di Viterbo, è solo l'ultimo episodio di femminicidio in Italia, dove una donna viene uccisa ogni 2 giorni. La media, che lascia senza fiato, è stata calcolata dal rapporto Eures, che nel 2013 ha censito 179 omicidi volontari con vittime femminili. 81 di questi per mano del coniuge, del partner o dell'ex. Questo vuol dire che più della metà degli omicidi di donne avviene tra le mura domestiche. Sotto il profilo territoriale, l'Eures registra un'inversione di tendenza. Per 10 anni consecutivi il maggior numero di femminicidi è stato commesso nel nord Italia. Nel 2013 invece è diventato il sud l'area più a rischio, con 75 casi. Tra le città al primo posto c'è Roma, seguita da Torino e Bari.
Il movente più frequente continua ad essere la gelosia, il possesso, la decisione della donna di interrompere la relazione, ma sono in crescita i casi legati anche a questioni economiche. Un ultimo dato agghiacciante, la modalità strangolamento o percosse, così nel 2013 è morta una donna su 3. Questi sono i dati che sono relativi all'anno scorso. Simonetta Tragnago, chiedo Presidente a lei un po' di incominciare di aprire, perché voi venite da lunedì, ieri, un incontro importante che c'è stato in Regione, c'era anche l'onorevole Ruzzante, insomma, in cui avete portato all'attenzione tanti casi. Che cosa ne è emerso e quindi cosa volete fare? Perché vi state battendo in modo importante in questo senso. Sì, ti ringrazio Elena per l'invito, anche per essere qua questa sera. Veramente siamo reduci da una mattinata di ieri molto interessante, molto viva e molto significativa. Un anno e mezzo fa circa è stata approvata appunto la legge regionale contro la violenza alle donne. La numero 5. Il numero 5, esattamente. Che nessuno conosce, perché io ho parlato con diverse persone, nessuna conoscenza, bisogna a questo punto ricordarla. Sì, bisogna ricordare, guarda, gli addetti del settore la conoscono molto bene, per fortuna. Per fortuna, però sicuramente al grande pubblico, sai, le leggi regionali passano, si vede il risultato nel nostro vivere quotidiano, un vivere quotidiano che è costellato di richieste di aiuto. Questa legge struttura delle azioni che la Regione comunque aveva portato avanti nel corso degli anni, perché è veramente da qualche anno che la nostra Regione è sensibile sul tema della prevenzione e il contrasto alla violenza alle donne e dà la possibilità di continuare nell'azione che già si era avviata, soprattutto nel sostegno ai centri antiviolenza, alle case protette di primo e di secondo livello e incentiva l'apertura di nuove strutture. Questo per dare una risposta immediata alle richieste di aiuto che giungono continuamente, sia alle forze dell'ordine che ai vari settori, insomma, del sociale, della sanità, a tutte le associazioni che operano nel territorio proprio in sostegno e in affiancamento alle donne vittime di violenza. Un'altra azione importante è quella dell'istituzione di un tavolo di coordinamento regionale dove tutte le istituzioni che nella nostra regione si occupano di violenza alle donne hanno l'occasione di un confronto e di proposta costruttiva e di dialogo costante. C'è bisogno proprio di coordinare, di creare una rete efficace di azione e di sostegno nella pratica quotidiana, nelle azioni veramente efficaci, perché di parole siamo tutti stanchi, abbiamo bisogno di un vero sostegno, un vero aiuto. Infatti qui, onorevole, chiedo anche lei che è stato attivo, un firmatario di questo provvedimento della legge 5, non è che stiamo parlando, e qua mi rivolgo a molti telespettatori un po' maschilisti che ci seguono, lo sappiamo, perché tanti anche chiamano così, non stiamo parlando di femminismo o meno, qui stiamo parlando di fatti concreti, di vita reale, ai noi. Di disagio vero e proprio palpabile, quindi quando si rivendicano certi diritti è perché siamo arrivati al paradosso di certe situazioni e sembra ancora, a me veramente sembra incredibile che nel 2014 si vada a parlare ancora di questi temi, perché guardate che è sconcertante al di là di tutto, cioè, io ricordo che ero bambina che se ne parlava, però per carità erano tempi diversi, ma arrivare ancora adesso, dover rivendicare certe cose, sensibilizzare le persone e che i fatti si verifichino, è vergognoso, cioè non siamo neanche degni di essere chiamati paesi del primo mondo. No, non c'è ombra di dubbio, partiamo dai dati. Io credo che ci sia stata una crescita esponenziale nel corso di questi anni della violenza contro le donne. Lo dicono i dati, purtroppo il 2013 si è concluso con 179 casi, come ricordavate voi nel vostro servizio, sono il 14% in più rispetto al 2012. Ma soprattutto c'è un altro dato che io credo vada sottolineato. Negli anni 90 erano circa l'11% le donne che rimanevano uccise negli omicidi totali in Italia. Oggi siamo al 35,7%. È una percentuale che tripla rispetto ai dati degli anni 90 che sono dietro l'angolo. Ma perché sono aumentati i fatti o perché sono aumentate le denunce dei fatti? Allora sono tutte e due le cose, non confondiamo. C'è un aumento sicuro, questa società ha prodotto più violenza verso le donne e non c'è ombra di dubbio che dall'altro lato è aumentata
grazie anche all'azione dei centri antiviolenza, grazie all'azione delle istituzioni, grazie forse anche a un atteggiamento diverso da parte delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, dei carabinieri. È cambiato un po' l'atteggiamento rispetto a questi fatti e quindi la consapevolezza, la disponibilità a denunciare questi fatti è sicuramente emersa, ma siamo ancora di fronte, secondo me questa è la mia valutazione, a una punta di un iceberg. Ce ne accorgiamo ogni volta che, anche grazie alla legge 5 del 2013, anche grazie agli interventi a livello nazionale che sono stati fatti proprio recentemente da parte del governo, ogni volta che apriamo un centro antiviolenza aumentano i numeri dei casi di denunce per fatti di violenza subiti. Cosa significa questo? Significa che quando le istituzioni danno il segnale alle donne che hanno subito, magari in silenzio per anni, talvolta per decenni, forme di violenza nelle mura domestiche, perché il 70% di questi omicidi avviene nelle mura domestiche, sono gli ex conviventi, gli ex mariti, i mariti. Sì, le persone che dovrebbero essere più insospettabili. Non è stiamo parlando dell'estraneo che ti assale per strada. Ogni volta che apri un centro antiviolenza c'è qualche donna che in più ha il coraggio di affrontare una fase difficile, perché non è facile uscire allo scoperto, denunciare chi convive con te, e proprio per questo le istituzioni devono prevedere un percorso, anche di questo che abbiamo parlato ieri al convegno regionale, un percorso di affiancamento di quella donna che non può essere lasciata sola. Spesso ci sono dei figli, dei minorenni, dei bambini, di cui la donna è più preoccupata della sua stessa vita, è preoccupata delle violenze o delle ricadute negative. Sappiamo in quanti casi di cronaca purtroppo sono coinvolti anche i figli in questi casi di violenza. Allora è fondamentale che le istituzioni costruiscano un percorso che nasce dai centri antiviolenza, si realizza attraverso le case rifugio, come le chiamiamo, delle case dove le donne possano uscire da quella situazione di violenza ed essere tutelate. E nella regione Veneto, e grazie alla legge regionale, si prevede anche una casa di uscita, cioè di ritorno alla normalità, perché non è semplice. Che non è semplice, non può vivere per tutta la vita tutelata. Insomma. Segretario, a parte che c'è anche un altro aspetto legato ai costi sociali, 17 miliardi di euro all'anno, i costi sociali di questo sistema che non funziona, quindi c'è anche questo aspetto qui da tenere in conto. Voi avete dei dati anche eclatanti per quel che riguarda la violenza più estesa, anche nei luoghi di lavoro, e quindi margini che vanno ben oltre e che provocano in molti casi il mobbing, l'abbandono del posto di lavoro. Pare incredibile, ma avviene anche questo. Sì, veramente pare incredibile che ancora ai nostri tempi si debba ancora parlare e tornare indietro di anni. Io con me ho tutta una rassegna stampa di quando ho iniziato la mia attività sindacale, denunce per maltrattamenti, per mobbing, per violenza, eccetera. Stiamo parlando degli anni? Parliamo degli anni, ormai ahimè sono tanti anni, non vieni a letto con me, allora ti licenzio, tenta di violentare, e avanti, stiamo parlando degli anni 90, cioè diversi anni fa. Oggi cos'è cambiato? Niente. Molto probabilmente c'è un qualcosa che sta peggiorando, ma sta peggiorando alla grande, che vediamo anche attraverso il nostro osservatorio, che è Speranza al Lavoro, che è un'associazione che abbiamo fondato ormai sono 3 anni, assieme attraverso una convenzione che Psicologi del Veneto, ed è diventata un'associazione nazionale. Attraverso Speranza al Lavoro ci accorgiamo che si sta quasi radicalizzando alcune idee in materia di violenza. Per esempio, una delle cose che emerge, l'indifferenza nei confronti di questo, cioè sta diventando quasi un qualcosa che non riguarda, cioè finché non riguarda me, non riguarda mia moglie, mia sorella, mia zia, magari la cerchia familiare, è un qualcosa che riguarda gli altri. Poi abbiamo smesso, qualche anno fa forse c'era un po', oggi abbiamo smesso di indignarci nei confronti di questa cosa. Cioè una cosa deve capitare proprio molto vicino per cominciare a farci capire. Per esempio, quello che capita, mi permetta un attimo di aprire una piccola finestrina, quello che capita per esempio in altri paesi dove l'ISIS sequestra 200
276 ragazze, ne abbiamo parlato per un po', però non è una cosa che riguarda noi, c'è molto distante. Finché noi non incominciamo a vedere quello che capita anche, che succeda per esempio nella civilissima Svezia, dove in un esperimento in ascensore, hanno fatto un esperimento, non so quanti hanno letto di questo esperimento, hanno messo nell'ascensore praticamente degli attori e li hanno sottoposti a un altro spettacolo, che è quello di una coppia che litigava, e quindi c'era lui che minacciava lei. Su 53 persone che sono entrate dentro l'ascensore, che hanno visto questa coppia che litigavano, stiamo parlando in un paese civilissimo, quindi la Svezia, su 53 persone che hanno visto questa coppia che litigava, una persona è intervenuta, una donna, che ha detto di smetterla, se no chiamavano la polizia. Cioè, questo alla fine che ci fa pensare cosa? Ci fa pensare che veramente dobbiamo fare una riflessione molto profonda. Molto profonda. C'è da fare una riflessione molto profonda e cominciare a pensare che non è che perché capita in Nord Africa, capita distante, non ci interessa, o se capita alla casa a fianco. Ecco, una delle tante telefonate che noi abbiamo di persone che succede la violenza è che nessuno l'ha aiutata, Nella ricerca che voi avete presentato, nelle 179 casi di assassinino di donne... Sono dati EURES, per cui... Sì, dati EURES, no, cioè, li ho visti anch'io, abbiamo fatto anche noi l'iniziativa che abbiamo fatto questa mattina a Legnago, nella scuola, che io ho dato appunto un volantino, e abbiamo presentiamo questi dati. In quei dati, 179 donne, il 51,9% avevano chiesto aiuto, la metà avevano chiesto aiuto e avevano denunciato il marito, il compagno, cioè la persona che poi le ha assassinate. Allora io su questo che vorrei anche sottolineare, la nostra, e chiudo, anche la nostra idea attraverso l'associazione Speranza al Lavoro e attraverso il progetto che stiamo facendo Donne in Sicurezza con l'elmetto che le ho portato, cioè vuole assieme ad altre anche associazioni fare rete. Perché noi abbiamo un problema grandissimo in Veneto, abbiamo tantissimi problemi, però abbiamo tanta gente che lavora e promuove la solidarietà, aiuto, eccetera. Dobbiamo metterli in rete, se no altrimenti i risultati continueremo fra 20 anni ancora a parlare delle stesse cose. Dobbiamo costruire una rete, dobbiamo costruire anche la cultura del rispetto tra le persone, del rispetto che ormai l'abbiamo perso. Prima di passare la parola anche Sposato, perché c'entra anche in queste cose, poi ha a che fare tantissimo col mondo del lavoro. Carla Pelegatta, diceva cosa è cambiato? Anche lei ha un'esperienza di tantissimi anni. Cosa è cambiato? Oddio, è cambiato da più versanti. Innanzitutto vorrei evidenziare un'altra ricerca che in queste settimane è stata pubblicata sui giornali, ed è il grado di percezione che uomini e donne hanno di questo fenomeno. A me per esempio questo è una cosa che ha preoccupato molto, perché la maggioranza dei soggetti intervistati, comprese le donne, ha una percezione assolutamente di sottostima del problema, al punto che si arriva in qualche misura a giustificare anche paradossalmente il ricorso alla violenza, motivando questa affermazione con il fatto che si tratterebbe di problemi in ambito familiare, quindi da risolvere in ambito familiare. Ovviamente noi non siamo d'accordo con questa impostazione, infatti condivido le cose che sono state già dette, quindi noi dobbiamo lavorare molto, lo diceva da ultimo il collega, proprio sugli aspetti culturali. Perché l'altro elemento che emerge, e questo riguarda coloro che si sono resi responsabili di delitti, è che il livello di istruzione non è un livello di istruzione basso non avvengono queste violenze in contesti degradati, o meglio non solo in contesti degradati, ma avvengono spesso e volentieri in contesti medio-alti dal punto di vista sia della formazione, dell'istruzione, sia anche come contesto di tipo economico e sociale. Ma anche l'età è aumentata. Come? Anche l'età è aumentata. Esattamente, quindi si tratta di intervenire prioritariamente proprio su questi aspetti,
partendo anche proprio dalla scuola per l'infanzia, dalla scuola di base, per far crescere la consapevolezza intanto dei diritti delle persone, il rispetto, l'etica anche dei rapporti interpersonali, credo siano un elemento assolutamente prioritario. Se parliamo di bullismo tra i ragazzini, ai noi. Quindi ci sono anche questi fenomeni che vanno monitorati. Poi bisogna agire anche sul versante però economico, perché ci sono molte donne che non se ne vanno da contesti familiari molto pesanti perché magari non hanno un lavoro, e qui entra in campo la necessità anche di avere una maggiore sinergia fra i soggetti istituzionali. Io credo che la Regione Veneto abbia avuto il pregio di essere stata la prima in Italia a fare una propria legge in materia, dopodiché però servono risorse economiche per garantire la continuità degli interventi per le case alloggio, per le associazioni che operano nell'ambito prevalentemente del volontariato, alle quali va riconosciuto un grandissimo ruolo, e quindi da questo versante insomma il lavoro, garantire l'aiuto, trovare lavoro a queste donne che magari non ce l'hanno, politiche abitative tali da rendere anche disponibile la possibilità di un'alternativa, sono tutte cose che si potrebbero mettere in campo facendo un lavoro condiviso insomma fra i vari soggetti. Allora, il fattore culturale è un altro aspetto molto importante. Voglio affrontare questi altri temi e anche poi la situazione della vittima e del carnefice, per capire insieme anche qual è la posizione. Subito dopo la pubblicità, tra pochissimi secondi.